32 imprenditori si sono tolti la vita dall'inizio di quest'anno, affogati nella crisi e nell'impotenza davanti alla mancanza di lavoro e liquidità. Dalla fine del 2008 a oggi il numero di suicidi è aumentato del 24,6% nel solo nord-est. Sono le cifre terrificanti che questa mattina ha ricordato Monsignor De Antoni, arcivescovo di Gorizia. L'occasione è una celebrazione eucaristica nella Basilica di Aquileia, chiesa madre delle chiese del nord-est, in ricordo proprio delle vittime di questo grave momento di crisi economica. Nord-est oggi più che mai legato tra le proprie componenti friulane e venete da questo filo stretto. Qualcuno ha tentato di spiegare che la società è troppo veloce e quindi qualcuno non riesce a mantenere la pressione e decide di scendere dalla giostra in movimento. La crisi che viviamo, la peggiore dopo quella del 29, ha aggiunto Monsignor De Antoni, è figlia soprattutto di una crisi etica, culturale, antropologica che ha portato a privilegiare la veduta corta, lo sviluppo sui debiti, la mancanza di regole, lasciando spazio alla speculazione e all'arricchimento fraudolento, scordando l'economia reale. Una crisi dalla quale sarà difficile uscire, hanno spiegato anche i presidenti di Confartigianato del Friuli e del Veneto, ma che deve avere una fine con l'aiuto di tutti. Quello che continuiamo a dire, lo stiamo sostenendo ormai da un anno, è ai nostri imprenditori, artigiani: avvicinatevi alle associazioni, perché solo con il dialogo probabilmente si riesce a superare anche dei momenti difficili che la vita purtroppo ci porta ad avere. Possiamo aiutare qualcuno, ma dobbiamo saperlo. Si può ripartire solo creando ricchezza, creando lavoro, crescita attraverso il lavoro, che non è più il tempo delle speculazioni finanziarie, che non è il tempo più delle illusioni, dei facili guadagni, e che assieme dobbiamo tutti interrogarci, confrontarci per scegliere le misure, le strade su cui creare il lavoro.